se vedi come che non porto su del pacco. Ciao ragazzi, quest'oggi siamo finalmente venuti a vedere il Drago Vaia qui in località Bertoldi ai confini del Trentino col Veneto. E guardate, oggi i miei accompagnatori, ragazzi, c'è Davide, oggi mio fratello, ogni tanto ritorna. e Michael, scusate, nome di battesimo, che ritorna dopo le numerose escursioni di agosto. E niente, oggi facciamo una breve escursione fino a vedere il Drago Vaia. Escursione da pochi passi, però molto caratteristica. Perdonate il trancione nel video, ma sono passate 7 moto in 5 secondi. Adesso proseguiamo. Guardate che carino sto borghetto, ragazzi. Molto suggestivo, tipico trentino. È come tipo un gin. Sono molto interessante come ricordo. La domanda è Sara, appunto andiamo tipo a posto del più panorama sotto. Mi hanno animato a fare anche dei corsi, Inigo fa Diego fa anche i corsi. mamma, papà. Diego e anche Occhio. Ragazzi, siamo quasi arrivati. Arrivati, ragazzi. Guardate che punto panoramico, ragazzi, veramente suggestivo. C'è un po' di gente comunque. Comprensibile con questa giornata e questo tempo, saranno 18 gradi. Fatto? Prova a guardare. Ammazza faccia. Qua, ragazzi, vedete il paese di Gisbendi, proprio sotto qua. Guarda che opera mastodontica, ragazzi, è assurdo riuscire a fare una costruzione del genere solo unendo pezzi di legno. Però ragazzi, tosi tutti intenti a fare foto e video, o almeno ci si prova. Guardate, ragazzi, che mole di gente che è arrivata adesso, incredibile. Guarda qua il nostro draghetto ancora. Bene ragazzi, qui dal Drago Vaia è tutto. È stata un'escursione breve ma particolare, no Tosi? Sì, Michael le aveva già vista. non troppo impegnativa anche per un neofita come me. Ecco, insomma, spero che sia piaciuto anche a voi e se volete venire a fare 2 passi e vedere qualcosa di particolare è consigliato. E qui da questo stupendo tramonto 1300 di quota ci salutiamo e ragazzi alla prossima escursione. Carega. Penso di sì, infatti. E buona visione, ciao a tutti.